Ciao a tutti, sono Luca, volontario dell'associazione Un Sorriso in Più. Questa volta vi porto alla scoperta della Basilicata. Inizieremo dai Sassi di Matera per poi dirigerci verso Venosa, città natale del poeta latino Orazio. Buon viaggio a tutti! Il viaggio inizia da Matera, capoluogo di provincia e capitale europea della cultura nel 2019. Matera è famosa per i suoi sassi, il Caveoso e il Barisano. Qui le abitazioni sono scavate interamente o parzialmente nella rupe. Dal belvedere Timone il superbo panorama abbraccia tutta Matera, con i sassi e il Duomo in primo piano. La strada panoramica dei Sassi si svolge alla base della città di Matera, offrendo viste variate sui due avvallamenti del Sasso Caveoso e del Sasso Barisano, separati dallo sperone sul quale si erge il Duomo. Raggiungiamo il Duomo di Matera. La chiesa, eretta intorno al 1270 in forme romanico-pugliesi, ha una facciata tripartita da lesene e un campanile romanico a bifore. Il viaggio continua nel torrente Gravina, che scorre nel profondo canyon, costeggiando i Sassi di Matera. Qui si può percorrere anche il ponte tibetano. Lasciamo Matera e ci spostiamo a Venosa. Antica colonia romana, già città Apula, passava da qui la via Appia, di cui poi Traiano spostò il tracciato più a nord. A Venosa nacque il poeta latino Quinto Orazio Flacco nel 65 a.C. Concludiamo il viaggio con una citazione del poeta latino Orazio, tratta dalle Satire. C'è una giusta misura in ogni cosa, ovvero vi sono limiti ben definiti, di qua e di là dai quali non può esservi il bene. Il viaggio alla scoperta della Basilicata termina qui. Un saluto da Luca e alla prossima!